Buona domenica a tutti, ci troviamo a Revis al Tagliamento in occasione della seconda marcia Ranis di Corse, una manifestazione organizzata dalla Porloco di Revis nell'ambito della tradizionale Sagra delle Rane e dalla FIASP Comitato di Udine. È una bella giornata, finalmente dopo tanti giorni di pioggia abbiamo un sole splendido. Qui ci troviamo nell'ambito della partenza, l'afflusso è notevole e contiamo di avere anche di superare il numero delle iscrizioni avute l'anno scorso. Il percorso è stato organizzato dai giovani della Proloco cercando di far conoscere ai partecipanti le meraviglie paesaggistiche del territorio. I've left the memories behind. Wanna start a new life, but it seems to be rather absurd. When I know the truth is that I always think. Parte del percorso della marcia Ranis di Corse si è snodato lungo le rive del Tagliamento. In questa zona, proprio a 500 metri da qui, dobbiamo ricordare due grandi eventi storici. Il primo è riferito alla battaglia del Tagliamento del 1797 tra le truppe di Napoleone e gli imperiali. La seconda, più importante, di cui abbiamo quest'anno il centenario, il primo fronte della ritirata da Caporetto. Qui sulle rive del Tagliamento si era proprio attestata la forza austriaca e gli italiani hanno bombardato questa zona. E quindi sono due eventi importanti, storici, che hanno avuto come protagonista il Tagliamento. Ecco, ci troviamo a un punto ristoro della marcia Ranis di Corse. Il ristoro è situato in località Vecchio Mulino. Il Vecchio Mulino di Revis è stato da qualche anno restaurato ed è meta diciamo, didattica per molte scuole e molti istituti scolastici. Il mulino risale al 1700, era attivato da pale, poi è stato movimentato da turbine e oggi viene mosso attraverso l'energia elettrica prodotta dall'acqua della roggia con una clochea. E il mulino ancora viene utilizzato per delle diciamo così, prove didattiche ad uso dei ragazzi e dei bambini della scuola. Eccoci, siamo con due baldi atleti. Allora, come ha trovato il percorso? È abbastanza tranquillo, un po' fangoso, ma si può andare. Fortuna che c'è una bella giornata. Certo, siamo partiti che il vento ci disturbava, ma adesso col sole incominciamo a sudare e a recuperare le energie sperse. Grazie. E l'ultimo like ha dato il percorso? Bellissima la partenza con una bella visione sul tagliamento, molto bello, veramente. Sì, in effetti abbiamo cercato di trovare anche le bellezze paesaggistiche. Sì, e poi dalla campagna una bella visione delle nostre montagne, Canin, Montenero. Grazie.
someday, some way, together we will be, baby. I'll take and you take your time. Yeah, 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 we wait. Allora, chiar Sami, se si arrivasse insomma a queste seconde marce corse dai cross, e si par dalle revise del tenimento, us ringraziando della vostra grande partecipazione, vi invito passe 1000 concorrenze, 1000 atleti che hanno approfittato di queste belle giornate di sorelle. E sin qui per passare la parola alla mia Yolande, che dalla sagra dai cross passi la parola alla sagra dal Cunin di gestione di strade. A te Yolande. Grazie, buongiorno a tutti. Noi siamo arrivati in più giovanosi di Rivis e quindi siamo arrivati in una edizione sia del Sagre dal Cunin sia di Chiasteon Salchiamine. Abbiamo tre bei percorsi già pronti e preparati, 7, 12 e 21 km in tal territorio di basse, risorgive, in un bel paesaggio di basse furlane, Chiasteon di strade le fra Mortean e Muzzane, come Cassaves quasi tutti. E noi aspettiamo numerosi e siamo contenti di avere questa bella opportunità di incontrarci. Grazie e a 11 maggio a Chiasteons.